Perché noi siamo per una Sicilia più grande! Che quelli che cominciano a dire che sono onorevoli, no? Che si mettono una chiazza picchia proprio perché cominciano a dire minchiate per cogliere i cristiani. Perché noi siamo per una Sicilia fatta di cose più grandi! La gente si leva chi c'è, ma rispondere a chi tocca. Cioè, perché noi vi daremo una Sicilia fatta di cose più grandi! Cioè, ma chi vuole noi? Cioè, chi fa mascio, chi sto dogo? Cioè, perché che sono queste cose che avevamo? Che è susciti Messina? Noi ci facciamo ulaghi Messina! Perché, ricordatelo, che cos'è l'Italia senza la Sicilia? Che la gente scantata, ma chi c'è a rispondere? Ditelo, che cos'è l'Italia senza la Sicilia? Ma chi vuole noi? Ditelo, che cos'è l'Italia senza la Sicilia? Che cos'è? Uno arriva a Villa San Giovanni e dice, non ne minchia vai. Che ne so io? Che cos'è l'Italia senza la Sicilia? Che domande sono? Queste basta, con questi discorsi politici, non si sa più dove è la destra, dove è la sinistra, Berlusconi, Prodi, D'Alema e basta, che poi veramente, che quando è salito Berlusconi, buonanima, manco certo tempi di governare, ogni volta che acchiana qualcuno non pighiamo sempre quello, D'Alema, noi gli abbiamo dato, ora c'è D'Alema, Prodi, niente, Berlusconi quando acchianò, avvisi di garanzia, a tempesta, mischino, chi succa tornava a casa, sapeva, invece l'Enel c'era un avvisi di garanzia, c'è botta di sale, ci venne a casa, ora sempre avvisi di a tempesta. E lui sempre lo intervistavano, non mi consenta, giuro sui miei figli non ho fatto niente, giuro sui miei figli. Sempre diceva, giuro sui miei figli. C'erano i figli di Berlusconi che camminavano così, c'è mio padre che mi... Perché avevano... Però, voglio dire, io quando faccio cabaret lo faccio per la par condicio, assolutamente, non c'è né destra né sinistra. Ma non è che poi quando è salito Prodi non è che le cose, perché poi a noi cabarettisti manco ci danno il tempo di abituare a parlare male di qualcuno, che annulevano. Io mi ero preparato tutto un discorso su Prodi, ora c'è D'Alema, che me ne fotta a me D'Alema. Cioè, quindi giustamente mi trovo adesso, che poi per Prodi voglio dire, Berlusconi quando salì al potere aveva promesso 1 milione di posti di lavoro. Vabbè, ci credeva. Ci credeva, lo disse con convinzione. Era una grandissima, ma io ci credeva. Disse sta grande è, ma lui ci credeva, la disse con convinzione. Prodi diceva minchiate, sapeva che stava dicendo minchiate, sì. Che queste cose che dobbiamo andare in Europa, cioè ma ghiri in Europa, dobbiamo andare in Europa. Ci pigliavano in giro, dobbiamo andare in Europa. Non abbiamo stato finora noi. Dove siamo? Dobbiamo andare a Maastricht, che mondo cornuto è sto Maastricht? Va, cercalo, ma tutta questa... Basta, io in questa situazione così politica credo che comunque in Italia di cui ci possiamo soltanto vantare, una cosa di cui ci possiamo vantare, mi stai confondendo, è la poesia. La poesia perché con la poesia noi possiamo veramente dare un po' di sfogo, perché noi abbiamo tanti poeti, Dante, grande Dante, che questi, anche i nomi hanno la loro importanza. Se noi ci leghiamo alla politica, per esempio il nome, tu prendi per esempio gli uomini politici, vedi qua Berlusconi, Veltroni, Speroni, Maroni, fanno tutti in rima con una parola, cioè non è che potevo sbagliare, no? Boss, chi non c'è bisogno che fa rima, perché si intuisce. Vedi, i nomi hanno la loro importanza, vedi in America, Clinton, bello, chi? Clinton, Clinton, bello, che? Clinton, che pare un campanello, Clinton, capisci? Anzi, fecero un passo avanti, perché prima era all'antica, Bush, chi era così. Che poi, adesso c'è gente che... Adesso... C'è gente in un certo senso, c'è gente che poi mima che ormai il coso di Clinton è proprio lo mimano, no? Perché Clinton fanno proprio così, perché ormai è attaccato a queste sue. Però vabbè, al di là di questo, i nomi hanno la loro importanza. Noi qua invece che abbiamo Berlusconi, Andreotti, e i nomi hanno, vedi per esempio mi chiamo Ernesto, sono uno stato in luogo. Ernesto hanno un tempo i nomi. Poi ci sono i condizionali, Andrea, sei io Andrea. C'è uno che a furia di essere condizionato si chiama Andreotti, chi so due. Poi ci sono i dubitativi, Sebastiano, non so se a fare, se Sebastiano, che fare? Ma Sebastiano che? No, sai, c'era la guerra e mi venne Sebastiano. Cioè, noi per esempio in Sicilia non avevamo dubbi, Bastiano, direttamente, senza problemi. Poi abbiamo... Poi abbiamo anche i gerundi che sono Armando, Gerlando, Ferdinando, sono tutti gerundi. Orlando, il sindaco di Palermo è gerundio, il nostro sindaco, gerundio, ma proprio chi è proprio gerundio? Orlando, stiamo facendo, non abbiamo fatto niente ancora.